Bella raga, ciao a tutti, lo commento veneziano, la finale di Champions League Milan-OM, Olympique Marsiglia, che ce lo becchiamo anche nelle patch. La finale, diciamo, in realtà è contro, diciamo, sì, ciao, scusate, momento di vaneggio, diciamo, la finale di Champions League, anzi di Coppa dei Campioni del 90, Milan vs Benfica, 1-0 gol di Uragano Franklin. Qua siamo col Marsiglia, vediamo di portare a casa la Coppa con il Milan, che da quello che ho spiegato nei primi video, quando il Milan vince la Coppa noi selezioniamo sempre l'AC Milan di Milano. Ok, lo stadio Ferrari, vabbè, facciamo la finale qua, ogni tanto di qua, ogni tanto di là, vaneggi dello stadium. Vai! E si parte, Milan-OM. Vogliamo la Coppa, ragazzi, la vogliamo. La prima Coppa, perché è vero che se ne è giocata una nel 99-2000, ma adesso quello è un'altra storia. Adesso questa è la prima Coppa che facciamo con questa patch. Tassotti, vede Paolone d'oro. Paolone per Marcolino. Peccato. Il Milan vuole la sua quarta Coppa dei Campioni. 63 col Benfica, 69 con l'Ajax, 89 con la Steaua e adesso col Marsiglia, mamma mia! Grande Galli. Dai Fiori, dai. Marsiglia che è una bella squadra, veramente bei giocatori. Mamma mia, fuori di niente. No. Attenzione, Tigana. Gol dell'OM, incredibile. L'OM va in vantaggio con Tigana. Il Marsiglia è la bestia nera sempre? Speriamo di no. Ancelotti, Chicco Evani, Paolone d'oro, cuore di drago. No, Carletto. Ai. Siamo sotto. Al 14esimo, stavolta non è Basilbo lì, come nel 93, ma è Tigana. Marcolino, Rud, Gullit, vede Carletto per Gullit. Dai Fiori. Incredibile, no, non possiamo perdere. Un po' di squadra, non può perdere con comunque un buon Marsiglia Waddle, Chris Waddle, bel giocatore, ma dai, ma per cortesia. Siamo l'AC Milan di Milano, che in quegli anni dominava il lungo e il largo. Francesco di Bogossian. Attenzione. Bravo Galli. Il Marsiglia c'è purtroppo, Si soffre. Rud. Ancelotti sbaglia ancora. Carletto, ma recupera. Vai Carletto per Marcolino, ma recupera. Castaneda. Dobbiamo svegliarci, Beppe, però, Aia. Francescoli. Bravissimo, Costa. E mettiamoci anche Curta, Evani. Carletto. Marcolino. San Marco, grande Marco. La perde, però. Siamo in difficoltà, raga. Siamo in difficoltà. Sacchi è preoccupato, vede che la squadra non reagisce.
Marcolino. Vai Rud. Rud vede Van Basten. Bravo Marco. Marco geniale per Chicco. Chicco e Vani. Chicco. Cosa ha fatto Chicco? 1-1. Cosa ha fatto Chicco? 1-1. Non ha senso quello che vedo. Van Basten, vabbè, giocata sublime, ma è Vanni di destro. Boom. Fantasmagorico Chicco, secondo gol in questa European Cup. Milan pareggia. Attenzione Chicco, ancora Chicco. Attenzione Eva. Attenzione Eva. Evani vede Marcolino. Marcolino, che erroraccio sublime. Anche quando sbaglia Van Basten lo fa in maniera sublime. Tassotti, il tasso. No. Molto bene. Il capitano. Tasso. Ancelotti per Marco. Adesso il Milan sta giocando benissimo. Sacchi è felice. Berlusconi dalla tribuna ha un bel sorriso, ma non è ancora finita. Bisogna vincere, raga, bisogna vincere. Bravissimo Dona. Dona per Marco. Dona per Marco. Uragano. Non ci credo, parata. Che Milan adesso, che AC Milan di Milano, signori. Vai Chicco. Vede Gullit. No, Van Basten per poco ha tentato la magia. La magia van bastiana. Grande Dona. Vai Dona. Vai Dona. No, Dona che fa un errore non da Dona. Dai raga. Occhio. Franco recupera bene, finisce il primo tempo 1-1. Adesso devo fare qualche cambio però. Allora. Io farei così, sposterei Gullit al posto di Ancelotti che non mi ha convinto e mettiamo Provvidenza Massaro. E va bene così. Vai. Entra Danielone. Vai Gullit. Rud, Van Basten, Rud. Massaro. Chicco la mette in mezzo, Gullit, mamma mia. Finalissima combattuta, ragazzi, Vai Massaro. Marcolino. Bravissimi, Paolo. Sta ragionando il Milan. Paolo, qua sbaglia. Paolo in maniera abbastanza vergognosa per uno come Paolo. No, Baresi si fa saltare malissimo. Non ci credo. Bravo Galli, mamma mia. Roba nostra. Vai Marco. Marco si invola. Massaro. Sbaglia tutto, Danielone non è entrato benissimo.
Occhio Fioi. Aia, bravo. Gullit. Massaro. Massaro che fa una bella cosa, eh. Dai. Gullit. Ivani. No, ma non perché di là. Bravissimo Eva. Non Eva. Eva. Massaro perde tempo ancora. Non l'ho proprio capita questa, Beppe. Bravi, dai Gullit. Dai Gullit. Gullit entra in area. Gullit! Rud Gullit 2-1. Rud, ti amo. Due a uno. Oggi non segna Marco. Occhio, mamma mia che buco. Dai. Brutto errore. Dai Fiori, dai. Molto bene. Che bella azione. È lunga però. Settantunesimo. Comunque mossa azzeccata, Gullit centrocampo molto meglio. Gullit recupera l'ennesimo pallone. 74esimo, manca ancora tanto però di questa finale di UEFA Champions League. Bellissima. No, Uragano. Uragano. Ah, peccato. Dai Fiore, dai. Perfetto, Marcolino vuole suggerire la finale con il gol. Niente, Marcolino oggi grande assist, ma 82esimo, i tifosi vogliono la coppa. No. Si sta provando, no, adesso. Galli, tranquillo. No, adesso, bravi. Massaro. Massaro la perde, non la teniamo più. No, Fiore, no, adesso. Molto bene. Marco. Massaro prova a lanciare Marco, ma sbaglia ancora. Massaro invece non è entrato molto bene in partita. Ragazzi, siamo campioni d'Europa.
Vinciamo, il Milan è campione. Campione, sale, ale, ale. Ancelotti che esulta. Lo vediamo sempre, lo vediamo spesso Ancelotti esultare con le Champions League / Coppa dei Campioni. Il Milan festeggia. La portiamo a casa, non era difficile questa rosa, sinceramente. È più forte del mondo. No! Non ci credo, abbiamo la Champions. No, mi viene da piangere, bellissimo. Questa è... Alzala Franco, alzala. Alzala Franco, alzala. Alzala Franco, alzala. Alzala Franco, alzala. E il Milan vince la quarta Coppa dei Campioni. Che la tira su in maniera un po' così, ma va bene. Campeones. Lo stadio è bella sta cosa, mi piace. I campioni d'Europa siamo noi. E su queste immagini bellissime, giro d'onore, il Milan vince la sua quarta Coppa dei Campioni. Un saluto dal comandante veneziano. Ci becchiamo però per l'albo d'oro con Franco che l'alza al cielo. Stupendo, meraviglioso, a dir poco, afrodisiaco. Bello Massaro, bell'uomo. Perché senza denti? Tabellone, eccolo qua. Andiamo a vedere. Annunciamo. Van Basten vince il giocatore del torneo, Grande Marcolino. Però top scores, incredibile, al Swarovski Tirol non vince Van Basten ma vince Pakult con 5 reti. Vediamo gli assist. E gli assist non me lo dici? Assist però vince Van Basten, incredibile, ma serve 3 assist comunque, questo mi mancava. Comunque Van Basten vince il record di assist ma non di gol, che appunto vince il signor Pakult. Che non lo conosco onestamente, mi scuso per l'ignoranza, ma Swarovski di tiro non mi dice niente. Raga, ci becchiamo per l'Albo d'Oro. Raga, andiamo a vedere l'Albo d'Oro 89-90 Milan, finalista Marsiglia, Albo d'Oro MVP Van Basten, scarpa d'oro Pakult austriaco con Swarovski Tirol, assist man Van Basten 4 assist. E ve lo dico già, per la season 90-91 andiamo con il Napoli di Maradona e vediamo se riusciamo a portare a casa la Champions appunto con il grande Diego. Raga, alla prossima, ciao!